Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati per questo speciale dedicato a uno dei viaggi missionari che stanno animando questa estate 2025 per quello che riguarda la diocesi di Vittorio Veneto. Viaggi missionari organizzati dalla Pastorale Giovanile di Vittorio Veneto, da Caritas Vittorio Veneto e dal centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto. Queste tre realtà che già da anni si mettono insieme per realizzare queste esperienze che coinvolgono numerosi giovani. Abbiamo deciso quindi di aprire questa finestra e oggi, ve lo anticipiamo, ci collegheremo in diretta con la Colombia. Prima di aprire il collegamento, saluto e ringrazio Maria Grazia Salmaso, che è qui in studio insieme a me, direttrice del Centro Missionario Diocesano. Ciao Maria Grazia. Ciao Federico, grazie per questo invito. Sono strafelice di questa occasione per raccontare cosa sta accadendo in questo momento ai nostri giovani. Esatto. Allora io direi che se la tecnologia ci assiste andiamo subito ad aprire il nostro collegamento con la Colombia. Vediamo già pronta davanti alla webcam Angie Diaz di Caritas Vittorio Veneto. Allora, intanto facciamo proprio una prova di collegamento in diretta. Angie, ci vedi, ci senti e dai il tuo saluto ai nostri telespettatori. Buonasera a tutti, vi sento benissimo. Molto bene, molto bene. Allora Angie, io andrei subito, oppure passiamo prima per Maria Grazia. Vogliamo raccontare proprio dalla viva voce dei protagonisti come è andato questo viaggio, che è il primo viaggio di quest'estate 2025, viaggio che è quasi agli sgoccioli, giusto Maria Grazia? Sì, partirei proprio dall'inizio. Com'è andato l'approccio, l'arrivo a Bogotà, la grande città di Bogotà? Com'è andato? Com'è stato l'impatto quando siete arrivati? Com'è andato il viaggio di partenza? Bene, allora il viaggio è andato molto bene e dopo i ragazzi vi racconteranno nello specifico i luoghi che abbiamo visitato. L'obiettivo di questo viaggio era poter conoscere le popolazioni che vivono in Colombia, in particolare nella zona amazzonica, popolazioni indigene, popolazioni contadine che fanno un uso diverso del territorio e dell'intorno in cui vivono. Un altro aspetto molto importante di questo viaggio era l'incontro, il dialogo interculturale e il dialogo interreligioso. Abbiamo potuto sperimentare e vivere a contatto con queste due tipologie di comunità indigene e comunità contadine. Dopo appunto i ragazzi vi racconteranno e comincerei appunto da Bogotà, da quel primo impatto con la capitale della Colombia che ha 8 milioni di abitanti, per cui un bel riscontro dal punto di vista della massa. Ecco, noi intanto stiamo vedendo, mentre c'è un cambio di ospiti proprio, stiamo vedendo, vi proporremo alcune delle immagini che ci hanno inviato proprio appunto da questo viaggio missionario. Vi chiedo di mettervi un po' più al centro dell'inquadratura e riapriamo quindi il collegamento e iniziamo così il racconto, una sorta di diario, giusto? Grazie ragazzi, una sorta di diario, come è andato l'inizio, come è stato anche l'impatto iniziale con questa nuova realtà. Ciao, sono Irene. E ciao, sono Giorgio. E come ha detto Angie, Bogotà è una città molto grande, quindi quando siamo arrivati la prima cosa che abbiamo visto sono le strade e il traffico. Le strade enormi, un sacco di macchine che corrono. E il primo taxi su cui siamo saliti aveva il motore di una Vespa. Sì, ed eravamo in 8 più le valigie. E ha un po' faticato a fare il viaggio dall'aeroporto alla casa missionaria dei padri qua. Però durante il tragitto abbiamo sentito un sacco di profumi di cibo e anche quando siamo arrivati l'accoglienza è stata subito caldissima da parte
dei padri qui in casa curale, in parrocchia, e ci hanno offerto subito un sacco da mangiare, poi vedrete che questo è un filo conduttore del Di viaggio. di tutti i nostri viaggi, di tutte le nostre esperienze, il cibo è una cosa che non è mai mancata. E anche l'accoglienza e il calore delle persone. Benissimo. Cosa avete fatto i primi giorni? So che siete stati 2 giorni a Bogotà, no? A parte la temperatura che è un po' diversa da quella italiana, ma che cos'è che avete visitato proprio a Bogotà e dintorni? Beh, il primo giorno siamo andati a visitare la Cattedrale del Sale, che è sostanzialmente un percorso, una via crucis con alla fine una cappella che è stata ricavata su un'ex miniera di sale che veniva utilizzata qua esternamente a Bogotà. Molto, molto carina, molto caratteristica. E siamo andati a Montserrat, che è su in cima a un monte, collina, e da lassù si vede tutta la vista di Bogotà, bellissimo. Siamo saliti con la funicolare, e, freddissimo lassù e stupendo, veramente bello. E poi siamo andati anche al Museo dell'Oro, perché qui in Colombia si estrae l'oro e smeraldi, e c'è una cultura dell'oro che risale a Beh, 1000 anni fa, ancora alle vecchie popolazioni, alle vecchie. Bene, poi diciamo così, quindi Bogotà, cioè a noi sembra che la Colombia sia caratterizzata da un'unica tipologia di territorio, in realtà Bogotà è su delle montagne, quindi il clima è molto più freddo, perché poi da qui voi vi siete spostati e siete arrivati a Puerto Leguízamo, che è dove c'è la sede della diocesi di Padre Angelo Casadei. E come è andato? Chi vi ha accolto? Cosa avete fatto a Puerto Leguízamo? Buon pomeriggio a tutti, sono Lucia. Buonasera, io sono Alenia. Sì, allora, dopo aver lasciato Bogotà, ci siamo spostati con un volo interno a Puerto Leguízamo, dove ci ha accolto Padre Benjamin, nella casa appunto del vescovo. Infatti abbiamo incontrato anche il vescovo Joaquin Umberto. Lì Padre Benjamin ci ha introdotto, diciamo, alla cultura più amazzonica, quindi siamo passati dalle montagne di Bogotà alla selva, diciamo, alla foresta che caratterizza la parte sud della Colombia e la provincia del Caquetá, se non sbaglio, e Putumayo, dove siamo stati. E Padre Benjamin ci ha spiegato a grandi linee, insomma, la storia della Colombia, i vari eventi che sono successi negli ultimi anni. Come sapete, la Colombia è un paese caldo, ci sono state diverse guerriglie, ancora tutt'oggi, diciamo, non si è trovato un equilibrio. E tra tutti questi eventi, nel cuore dell'Amazzonia sono sopravvissuti e vivono ancora adesso delle comunità indigene, di cui una in particolare, i Murui, con cui abbiamo avuto dei contatti, abbiamo avuto la possibilità di visitarli e stare con loro una giornata intera, 24 ore. Prima però di andare a Puerto Refugio da questa comunità, siamo andati una sera da un abuelo, perché abuelo, cioè un nonno, però anche un anziano, quindi una persona saggia, diciamo, la traduciamo così, un saggio, che è una figura molto rispettata ancora nella cultura colombiana, e viene visto come una guida del villaggio, comunque del gruppo di famiglie locale. Questo abuelo ci ha introdotto alla loro cultura, ad alcuni loro segni tradizionali,
che sono quindi il mambe e l'ambil, e ci hanno fatto anche provare il succo del caguana, che è un frutto tipico. Ci ha spiegato appunto l'importanza di questi gesti. Il mambe, poi vi spiegheremo più dettagliatamente, comunque è la polvere delle foglie di coca che loro assaporano la sera durante le discussioni della comunità, e l'ambil è questo estratto di tabacco molto denso che anche questo gustano sempre in bocca per discutere. Secondo loro li fa aprire la mente, diciamo. E il succo invece ci hanno spiegato che è 100% frutta, quindi era molto denso, senza zuccheri, senza niente, quindi non il classico succo che pensiamo noi, e serve appunto per rinfrescare la bocca e comunque aiutare anche questa la discussione. Il giorno dopo Il giorno dopo siamo partiti in canoa e lungo il fiume e siamo arrivati a Puerto Refugio, che è dove vive questa comunità indigena di Murui in particolare, e abbiamo passato con loro una giornata intera. Appena siamo arrivati ci hanno subito accolto con un sacco di cibo tipico locale, e invece nel pomeriggio siamo andati in mezzo alla foresta amazzonica per procurarci quello che sarebbe servito poi per i rituali alla sera. Quindi sia le foglie per i balli indigeni che le foglie di coca per preparare il mambè, come i tronchi di legno per tostare e cucinare la coca, e anche dei frutti tipici che si trovano nella selva. E poi abbiamo passato tutto il pomeriggio nella Maloca, che è il loro luogo comune, rituale, si può un po' paragonare alla nostra chiesa, e lì abbiamo prima tostato le foglie di coca sopra il fuoco, e dopodiché le abbiamo macinate finché diventassero una polvere fina fina, e per farla diventare ancora più polvere fina le abbiamo setacciate. E così è come si prepara il mambè, che poi viene anche mescolato con la cenere di un altro tipo di foglia. E nel frattempo c'erano lì i bambini che giocavano a calcio, le persone più importanti della comunità, quindi i leader che ci spiegavano tutti i vari passaggi, come fare, ci spiegavano anche parte della loro storia. E poi abbiamo cenato tutti insieme con tutta la comunità nella Maloca, e poi sono iniziati i balli che vengono cantati da loro nella loro lingua, nel loro idioma, e si balla con i bambini. Dopodiché, verso le 9, i bambini vanno a dormire perché il giorno dopo hanno scuola, quindi devono svegliarsi presto, e c'è invece il momento degli adulti. Quindi ci si mette tutti in cerchio e si comincia a discutere, a parlare, e abbiamo parlato principalmente della loro cultura, della loro storia, ed è stato un momento molto, molto bello, molto interessante, perché appunto noi di queste comunità indigene sappiamo ma molto poco. Sappiamo la loro storia, lo sfruttamento che è stato fatto nei loro confronti dai popoli occidentali, e nonostante questo però loro ci hanno accolto a braccia aperte, erano più che disponibili, più che felici di averci lì con noi, e questo vuol dire tanto, vuol dire che loro vanno oltre alla loro storia, alle apparenze, e sono molto aperti nei nostri confronti. Infatti sì, questo è un aspetto che ci ha colpito molto, il fatto che loro fossero pronti ad aprirsi con noi, a spiegarci le loro tradizioni più profonde, più antiche, se pensiamo che comunque sono tradizioni che sono sopravvissuti appunto a stermini di massa e a varie guerriglie, o comunque deforestazioni e tutto. Quindi questa cosa ci ha molto colpito. Inoltre loro hanno accolto anche la religione del cristianesimo, nonostante appunto sia stata portata dagli spagnoli, e sappiamo insomma gli spagnoli
avessero dei modi non proprio leggeri. Loro sono riusciti a fare loro la religione, riuscendo a unire le loro tradizioni, i loro ideali appunto al cristianesimo. E anche questo ci ha colpito molto. Abbiamo dormito lì. E eravamo le prime persone a partecipare a tutto il processo della produzione del Mambe e appunto di partecipare con loro la sera alla discussione. Quindi anche questo è stato molto importante e di impatto per noi, cioè ci ha colpito molto. Abbiamo dormito lì, nel villaggio con loro, ci avevano dedicato una casetta e il giorno dopo ci hanno fatto visitare la scuola, su cui hanno investito molto perché all'inizio avevano solo alcune classi e poi grazie a alcuni professori appunto del villaggio sono riusciti a ampliare gli anni di studio e anche ad avere loro lo chiamano un internato, quindi dei ragazzi che possono stare lì senza dover fare ogni giorno magari ore e ore di canoe, perché arriva anche gente da fuori dal villaggio. Quindi insomma è una comunità aperta, ma anche che si sta impegnando per portare avanti sia le tradizioni, ma anche insomma la cultura, lo studio dei ragazzi. Sì, Andiamo avanti perché abbiamo tanto da raccontare, il tempo non è lunghissimo. Vi chiedo solo, no, un attimo Lucia, lì a Puerto Leghissemo ci lega un'esperienza proprio anche diocesana, sostenuta dalla nostra diocesi, dalla Commissione Nuovi Stili di Vita, di cui magari anche dopo Don Andrea ci racconterà qualcosa, ma volevo capire, l'avete visitato il centro amazzonico di pensamento? Vi ha parlato Don Benjamin di questo, immagino? Due parole al volo. il giorno quando siamo arrivati abbiamo visitato il centro di pensamento amazzonico interculturale, che è appunto un luogo dedicato all'incontro, al dialogo, alla cultura tra quella indigena e quella invece cristiana. Ed è appunto proprio pensato per trovare dei punti di contatto tra queste due realtà che sono apparentemente molto diverse, ma è possibile trovare del dialogo, del confronto e dei punti di contatto. Molto bene, grazie. Ricordiamo che il centro di pensamento è legato alla raccolta di tappi che facciamo qui nella nostra diocesi, perché quello che noi recuperiamo con la vendita di questi tappi di plastica di sughero abbiamo sostenuto in questi anni la nascita e l'avvio di questo centro e il mantenimento. Quindi bene, sono felice che l'abbiate vissuto. Allora, da qui facciamo un cambio di voce, no, mentre Federico? mentre stanno facendo il cambio, vorrei ricordare ai nostri telespettatori che magari si fossero sintonizzati in questo momento, che siamo collegati direttamente con la Colombia per raccontarvi il viaggio missionario che sta volgendo al termine, questo primo viaggio missionario in Colombia di questa estate 2025, che vede la collaborazione, l'abbiamo detto, mentre vedo che si stanno sistemando. Chiedo sempre di centrarvi intanto con l'inquadratura, quindi spostatevi un po'. Quindi viaggi missionari organizzati insieme dalla Pastorale Giovanile, da Caritas Vittorio Veneto e dall'Ufficio Missionario Diocesano. Riapriamo subito il collegamento, eccoli qui, a te Maria Grazia. Allora ragazzi, da Puerto Leghissemo avete fatto un altro passaggio, sempre via acqua, e qua vorrei sapere l'esperienza dell'acqua com'è stata, no? La via fluviale, e siete arrivati a Solano finalmente raggiungendo Padre Angelo. A voi lascio il tempo di raccontarci perché avete fatto veramente un sacco di cose dalle foto che ho visto. Allora, buonasera a tutti, sono Nicola, ho 19 anni e questa esperienza qua diciamo che mi ha toccato veramente tanto. E il viaggio, diciamo, da Puerto Leghissemo a Solano è stato circa 4 ore di motoscafo, nella quale abbiamo, diciamo, iniziato a vivere la vera Amazzonia dopo quelli che era già stato i primi giorni a contatto con le comunità indigene. Da questo momento qui in poi abbiamo vissuto diverse esperienze anche spostandoci sempre via fiume da Solano,
adesso Riccardo vi introdurrà le esperienze. Buonasera a tutti, sono Riccardo, io ho 22 anni. Vi parto subito raccontandovi dell'arrivo a Solano. E appena arrivati al centro parrocchiale ci hanno accolto, oltre a Padre Angelo, anche i suoi collaboratori, ossia Maria e Speranza, Oscar e poi 2 missionarie laiche, no, forse erano tutti missionari laici, sì, e, Flor Marina e Julia. Ve li nomino perché poi saranno delle presenze che tornano anche dopo. Dopo la prima fase di ambientamento e accoglienza, dove abbiamo un'altra volta mangiato molto, ci è stato spiegato quella che sarebbe stata la routine dei giorni successivi, che prevedeva l'andare in delle finca, ossia delle fattorie, e dove saremmo stati divisi in 2 gruppi, 4 e 4. A questo punto vendiamo a raccontare un po' quei giorni lì, per cui siamo arrivati con un altro bellissimo viaggio in barca, molto precario, e dove c'era, diciamo, già pioveva, la barca era un po' meno attrezzata e quindi è stato abbastanza divertente, sul filo del divertente barra speriamo di non cadere. Siamo arrivati in questo modo a Puerto Mercedes, no? e lì il gruppo, diciamo, si è diviso. Eravamo accompagnati da appunto Flor Marina e Julia, e 4 persone, di cui eravamo io e avete visto prima Irene, Alenia e il Don Andrea. Siamo rimasti con Flor Marina nella loro casa, con la routine, diciamo, di passare 2 giorni a fare delle visite alle famiglie circostanti. E mentre gli altri, non so se vuoi menzionare te, Nicola. Sì, allora il mio gruppo era composto da me, Lucia, Giorgio e Angie, e noi abbiamo avuto un'esperienza un po' differente, nel senso che abbiamo camminato per circa mezz'oretta in quelle che loro chiamano colline, che sono pressoché dei rialzamenti del terreno sul fiume. La nostra esperienza è stata di vivere 2 giorni con questa famiglia di contadini, campesinos, e con la quale abbiamo condiviso proprio la loro routine quotidiana, quindi dalla sveglia alle 5:30 alla mungitura, alla produzione del formaggio e tutte quelle che sono le operazioni che si svolgono, diciamo, in una finca. Questa esperienza qua mi ha toccato molto, soprattutto dal punto di vista del legame che hanno questi campesinos con la natura, quindi la ricchezza che ne detraggono da questo ambiente naturale, nella quale loro spendono il 100% del loro tempo. Infatti utilizzano mezzi di trasporto come i cavalli o i muli, e la nostra routine era principalmente la sveglia, la mungitura e la produzione del formaggio. Dopo, verso le ore 8, si faceva colazione, però non è una colazione italiana, ma è una colazione molto ricca, composta da riso, yuca e di solito pollo, con la quale si introduceva la giornata, che era ben ricca e ben faticosa. Infatti diciamo che il loro ritmo era difficile da tenere per la nostra idea e comunque le nostre abitudini, però ci siamo spesi al meglio in tutti questi 2 giorni per, diciamo, entrare in relazione e in contatto con queste persone molto disponibili a, diciamo, mostrarci le loro conoscenze e le loro usanze. Allora, invece noi, quindi l'altro gruppo che è rimasto con Flor Marina, in realtà piccola attività non missionaria. Il primo giorno diluviava, quindi siamo rimasti a casa a sia decidere la routine del giorno dopo, e sia io e Don Andrea abbiamo cercato di spiegare briscola alle 2 spagnole, e con scarso successo, però ci siamo riusciti. Però diciamo che sono state inventate parole che ancora non esistevano nello spagnolo. E
siamo, siamo riusciti quindi a Abbiamo sopravvivere. visto ridacchiare Don Andrea lì dietro e dopo chiederemo conto di questa cosa. Bene. Poi allora il secondo giorno invece l'abbiamo vissuto bello pieno. La sveglia mi pare fosse attorno alle 5 per incamminarsi alle 5 e mezza. Abbiamo visitato la prima finca dove sempre io e Don Andrea abbiamo anche provato a mungere delle mucche, sempre venendo umiliati dal contadino che ovviamente sapeva il lavoro. E dopo la prima visita siamo incamminati, penso, circa un'oretta e abbiamo raggiunto la seconda, dove abbiamo fatto colazione e anche lì ci hanno accolto benissimo e ci hanno dato da mangiare l'impossibile. E abbiamo conversato molto con questa famiglia che aveva grandi progetti, ci ha parlato di come pensavano fosse meglio gestire le attività contadine, di quali fossero i problemi nelle loro attività e ci ha dato molti spunti come dire, di approfondimento su come si potrebbero migliorare le cose. Dopodiché siamo tornati un attimo al punto di riferimento alla casa e poco dopo ci siamo imbarcati nuovamente per andare a un'altra finca. Questa volta dal grande fiume dove eravamo abituati ad andare siamo stati in un fiume molto più piccolo dove praticamente ci si abbassava per evitare gli alberi e si prendeva qualche ramata in faccia, però tutto bene anche lì. E arrivati a quest'altra fattoria abbiamo fatto sempre un giro dove ci è stato mostrato tutto il bestiame, tutte le attività e ci è stato spiegato come venivano condotti i lavori e sempre la routine di queste famiglie. Chiaramente non siamo stati di chissà di che utilità, nel senso che non abbiamo fatto attività fisiche, però ci è stato spiegato da Flor Marina e da Julia che queste erano attività per venire a conoscere le persone, per poter creare legami ed era quello di cui principalmente si occupavano lì per sostenere le persone e ascoltare quali erano i loro punti di vista e i loro bisogni secondo loro. Terminata questa avventura ci siamo ricongiunti quando era la domenica mattina, anche se abbiamo perso un po' la cognizione del tempo, e per andare tutti alla miniera. Sì, allora la Niniera diciamo che è una comunità indigena che molto legata alla natura, infatti da Puerto Mercedes abbiamo percorso circa 2 ore di fiume sempre nella canoa per poi arrivare in questa località molto anche conosciuta dalla popolazione e con loro abbiamo celebrato la messa, abbiamo mangiato insieme e abbiamo avuto l'opportunità comunque di vedere e conoscere in minima parte quelle che sono le loro usanze, i loro costumi, i loro colori e siamo rimasti molto colpiti. Da questa diciamo, visita siamo ritornati al nostro campo base, se possiamo chiamarlo così, ossia Solano, nella quale il giorno seguente abbiamo avuto l'opportunità di incontrare un contadino della pastorale sociale della comunità, insomma, che è molto impiegato che si spende per la coltivazione e la ricerca di piante locali e autoctone per arricchire quello che è il terreno e non sfruttarlo secondo tutte le sue potenzialità per non indebolire quelle che sono le ricchezze del territorio. Questo signore si chiamava Pacio e aveva anche una famiglia che ci ha fatto conoscere. Dopo questa esperienza, che è durata circa la giornata perché abbiamo percorso la cittadina in lungo e in largo, siamo andati con Flor Marina, una signora con un animo strepitoso e un sorriso sempre pronto per tutti, per i bambini, per gli anziani e per qualunque persona incontrasse per la strada, regalava veramente un'armonia e una gioia che ti coinvolgeva.
Abbiamo avuto la possibilità di visitare delle case locali entrando nelle loro abitazioni e quindi facendo una preghiera insieme a loro, perché loro sono molto attaccati a questo bisogno di vicinanza con il Signore, e soprattutto per la loro solitudine. Infatti erano principalmente anziani o comunque persone che erano state, diciamo, abbandonate dalla loro famiglia, che vivevano con quel poco che gli rimaneva. Infatti appena arrivavamo ci ringraziavano, ci accoglievano a braccia aperte, perché vedere delle persone che andavano ad incontrarli, a visitare la loro abitazione, che era stata costruita con molta fatica, era veramente motivo di orgoglio per loro. Oltre a queste visite nelle case singole, abbiamo avuto inoltre la visita in un centro di anziani di cui adesso Riccardo vi parlerà. Allora, oltre a, diciamo, alle visite singole, queste qua direttamente nelle case di questi anziani, abbiamo visitato questi due centri di anziani, il primo al mattino, il secondo il pomeriggio, dove appunto anche lì siamo sempre stati accolti a braccia aperte, ed erano dei centri che praticamente accoglievano questi anziani che non avevano, diciamo, nessuno a sostenerli e neanche nessuno purtroppo a fargli visita. Quindi siamo arrivati in questi centri, io mi sento di dire, almeno parlo per me, un po' scossi da vedere queste persone che, diciamo, andavano avanti, però appunto lasciate un po' a se stesse, ma per fortuna ci è tornata in aiuto, come diceva Nicola, la figura di Flor Marina, che ci dava la carica a tutti, intonava qualche canto, scuoteva un po' questi anziani per fargli pensare, fargli dire di cosa erano grati al Signore, per fargli, diciamo, trovare un lato positivo nonostante tutto. Tutto questo l'ho trovato molto grande, e per fortuna abbiamo retto, ed è stato bellissimo vedere nei visi degli anziani la loro gioia per essere stati visitati, e quindi qualcuno che gli faceva visita. Stessa cosa nel pomeriggio, il centro era un po' più grande, però abbiamo sempre portato la nostra presenza, la nostra visita, portando, mi viene da dire, un po' di gioia. Abbiamo dovuto sia al mattino che il pomeriggio fare una prestazione canora veramente orribile, però l'abbiamo fatta sempre sorridendo, quindi non hanno capito quanto eravamo pessimi. Nonostante tutto abbiamo sempre visto grandi sorrisi. Tutte le persone ci hanno detto: quando è che tornate a farci visita, e noi speriamo di poter tornare prima o poi a salutare e ringraziare tutti. Grazie ragazzi, grazie. Abbiamo ancora delle cose da raccontare, vi ascolteremo fino a sera, ma abbiamo poco tempo. Perché vorrei sentire dare la parola a Don Andrea, e anche mi piacerebbe sentire da Angie e Don Andrea lavorano nella nostra Caritas diocesana. Angie poi tra l'altro è proprio di origini colombiane, ed è tornata in Colombia dopo tanto tempo. Invece a Don Andrea vorrei chiedere, siccome siamo stati insieme 2 anni fa in Colombia, adesso lui è ritornato, qual è la novità di questo viaggio, e anche mi piacerebbe che ci raccontaste anche brevemente di come sta Padre Angelo, che non abbiamo mai visto neanche una foto di Padre Angelo, ma perché avete fatto talmente tante cose che veramente mi sorprendono, perché neanche la volta scorsa le abbiamo fatte. Allora darei la parola a Angie prima, e poi lascerei chiudere a Don Andrea, che anche come direttore di Caritas ci dica il suo impatto, no, rispetto anche a questa dimensione che esiste, che c'è anche in questo contesto. Vai Angie. Bene, allora sì, tornavo dopo 7 anni di assenza a casa, quindi dal punto di vista emotivo c'è stato un forte impatto, però devo dire che ero anche molto contenta di poter vivere esperienze nuove, perché in Amazzonia non c'ero mai stata,
insieme a questo gruppo di ragazzi. Quindi anche per me è stata una scoperta di un territorio, di dinamiche culturali, sociali che magari avevo studiato ma che non avevo ancora avuto modo di vivere di persona. Credo che tutti siamo rimasti colpiti dalla natura e quello che ci hanno ripetuto tante volte è che l'Amazzonia non è loro, non è delle persone che vivono lì, ma l'Amazzonia è di tutto il mondo e dobbiamo prenderci cura di queste foreste perché sono importanti per il benessere di tutta l'umanità, di tutto il pianeta, quindi il creato. E questa presenza molto forte sia nelle comunità contadine che nelle comunità indigene, lo dicevano prima i ragazzi, Alenia con le comunità indigene e Nicola per le contadine. La natura è parte della loro quotidianità e senza di loro, senza la natura, senza gli elementi, tutto l'ecosistema non sarebbe possibile la vita. Quello che abbiamo apprezzato molto è la saggezza con cui le popolazioni indigene fanno uso del territorio, anche le popolazioni contadine, perché l'Amazzonia è molto particolare dal punto di vista ecologico, niente è scontato e quindi abbiamo avuto la fortuna di avere persone che con la loro passione ci hanno fatto capire cose che magari potrebbero sembrare scontate, invece non lo sono. Il dialogo interculturale e il dialogo interreligioso sono stati anche altri due pilastri di questo viaggio che ci ha fatto anche, ci ha motivato da una parte in senso spirituale. L'incontro, il dialogo e anche un volto umano della Chiesa, perché abbiamo visto come le persone, i laici, i padri missionari siano impegnati nell'incontro e nell'aiuto concreto delle persone più bisognose. E anche la preghiera è stato un elemento molto importante di questo viaggio, tra di noi e anche con le persone che incontravamo. Bene, allora avete sentito tanto la passione con cui Angie ha raccontato questa esperienza, è una passione che l'ha caratterizzata per tutto il tempo in cui è stata con noi, è stato anche un suo tornare alle radici, sentirsi proprio a casa. Direi che questa familiarità, il sentirsi a casa, è anche il sentimento che ho provato io. Siamo stati, accennava Maria Grazia prima, 2 anni fa, nel novembre 2023, per iniziare questa collaborazione qui con la Colombia e cominciare a vedere i primi frutti del Centro Amazzonico del Pensamiento Intercultural, CAPI, in sigla, che è quel centro culturale che Maria Grazia accennava prima, abbiamo contribuito anche a finanziare. In realtà non si tratta tanto di finanziare una struttura, quanto piuttosto quelle attività che, come abbiamo anche raccontato i ragazzi, abbiamo potuto toccare con mano dentro questo dialogo culturale tra comunità cristiana e realtà delle comunità indigene dell'Amazzonia. Familiarità, dicevo, perché nel tempo si stanno creando legami. Ho potuto io stesso vedere come la realtà rispetto all'altra volta sia anche cresciuta, ma si sia anche creata appunto quella confidenza tale per cui poter comprendere meglio le cose. Alcuni punti di domanda che erano rimasti aperti 2 anni fa hanno trovato questa volta una risposta, sentire che ormai c'è una conoscenza che ci fa sentire reciproci familiarmente gli uni agli altri, non soltanto noi come ospiti, ma sentirci parte di un progetto che si sta costruendo insieme. Ecco, questa mi pare che sia la vera ricchezza che questi viaggi possono comportare, cioè far crescere un po' questa relazione di scambio tra chiese, tra diocesi di Vittorio Veneto e Vicariato Apostolico di Puerto Leguízamo Solano, dove anche nel lavorare insieme si crea qualcosa di positivo e di arricchente per ciascuno. Con Padre Angelo a Solano non l'avete visto tanto nelle fotografie perché in realtà siamo rimasti poco con lui, abbiamo avuto modo di stare anche proprio nei territori, andare con Flor Marina a trovare gli anziani, quindi i tempi si sono ridotti a qualche pranzo e a qualche momento di celebrazione insieme a Padre Angelo. Ma anche lì è stato molto bello lo stile con cui ci ha accolto, la familiarità con cui
siamo stati insieme, e anche qui l'idea di qualche cosa che non finisce con questo viaggio, ma che lascia prospettive per il futuro, magari per tornarci anche con qualche altro negli anni a venire, ma anche proprio per continuare pure a distanza una amicizia, una relazione che può portare sicuramente frutti molto positivi. Per loro, perché vedono anche un incoraggiamento nella nostra presenza e un supporto, non soltanto economico evidentemente, ma anche per noi, perché ci fa percepire la ricchezza di quello che si vive qui, la spontaneità, la libertà, la genuinità, la familiarità anche nelle relazioni tra Chiesa e territorio, che forse da noi è un po' più istituzionalizzata e forse percepita un po' più distante. Quindi una ricchezza in tutte e due le dimensioni, direzioni che possiamo cogliere insieme. Ecco, questo mi pare un po' qualcuno dei frutti, perché poi i frutti ancora arriveranno anche nelle settimane seguenti, nei mesi prossimi. Ecco, Don Andrea, io ti faccio sempre 2 o 3 domandine così molto, molto veloci. Intanto vi abbiamo visto su queste imbarcazioni con un bel salvagente addosso. Raccontateci un po' anche dietro le quinte di qualche trasferimento un po' rocambolesco magari. Sì, allora non vorrei poi scoraggiare i prossimi che verranno qui a raccontare tutto, ma no, effettivamente è stata anche una esperienza avventurosa, perché a me personalmente piace anche questa dimensione dell'avventura, del rischio un po', ma alla fine poi le cose sono più precauzioni, dai, alla fine anche lasciarsi portare dentro lo stile di vita che le persone qui peraltro vivono abitualmente, perché spostarsi lungo il fiume con il motoscafo o lavorare a contatto con gli animali e sporcarsi le mani da mattina a sera è lo stile abituale di vita delle persone. Quindi è anche entrare dentro una cultura che magari non ci appartiene perché siamo abituati a tutte le comodità, ma che però ci fa bene toccare con mano, e non per tutti è così come per noi. Ecco, poi a Angie volevo chiedere, l'abbiamo vista nell'atto della mungitura, se non sbaglio, com'è stata anche quell'esperienza lì, se si è trovata a suo agio, se quando tornerà qui a Vittorio Veneto, Da una mucca. Caritas metterà una mucca nel giardino del seminario. Raccontateci un po' anche queste cose, perché sapete che... Sì, allora, non era la prima esperienza. Io ho una parte della mia famiglia che vive in montagna, sulle Andi, e quindi da mio fratello avevo già sperimentato la mungitura. È molto difficile e quindi ci vuole allenamento. In 4, con Nicola, Lucia e Giorgio, possiamo dire di aver contribuito con 4 litri di latte in una giornata dopo mezz'ora, quindi niente. Però, insomma, è stata una bella esperienza che ti fa capire soprattutto la fatica, perché le mucche devono essere seguite quotidianamente, quindi come diceva Nicola è una tipologia di lavoro che ti prende il 100% della tua vita, e sono dinamiche, sono ritmi che per noi possono sembrare monotoni, però hanno anche questi la soddisfazione di, diceva forse Lucia, di avere tutto a portata di mano. Quello che mangi è praticamente quello che la natura ti offre. Sì, ma poi c'è anche una vita dentro questo allenamento alla pazienza, per cui uno impara anche non soltanto ad avere tutto e subito, ma i tempi, i ritmi della natura che noi forse abbiamo un po' perso. Tempi e ritmi della natura e anche relazioni con le persone, come ci raccontavano i ragazzi prima. Tantissime sono state le relazioni che hanno instaurato proprio in questi giorni. Don Andrea, in una battuta, cosa ti porti a casa tu dall'incontro con le persone con cui hai avuto modo di relazionarsi, e cosa pensi che si portino a casa appunto i ragazzi che sono entrati in contatto con una realtà così diversa dalla nostra società? Beh, per loro, come anche per me, del resto penso sia stato un bello immergersi dentro una realtà molto diversa, ma anche per questo molto stimolante, per aiutarci a cambiare punto di vista rispetto alla nostra abituale quotidianità. Io porto a casa personalmente l'umiltà delle persone che ci sono qui, l'essere colpito dalla loro umiltà,
perché nonostante le condizioni magari di maggiore povertà rispetto a quelle che siamo abituati noi, ci hanno accolto, hanno dato il massimo, hanno messo tutto a disposizione perché potessimo trovarci bene in mezzo a loro, sono stati con noi, ci hanno spiegato, ci hanno introdotti, penso alle comunità indigene, ma anche alle aziende agricole dove siamo stati, cioè ci hanno accompagnati davvero. Ecco, questa cura che loro hanno avuto nei loro confronti, per me è la cifra fondamentale che porto a casa anche come impegno a verificarla per me stesso e a rilanciarla. Ecco, Don Andrea, Angie, io vi ringrazio, noi vi ringraziamo ovviamente per essere stati qui e per aver realizzato anche questo collegamento che possiamo dire è stato rocambolesco anche questo quanto il viaggio appunto. I ragazzi sono ancora lì oppure sono già andati? Allora, facciamo un quadretto finale, tutti qui che così li facciamo salutare, ecco tutti quanti davanti. Adesso sembrano un po' in paradiso, ma aspettiamo che arrivino tutti un attimino, poi cerchiamo di... Ecco qua. Allora, io direi, Don Andrea, se sei d'accordo, fateci un saluto direttamente dalla Colombia fin qui a Vittorio Veneto. Hola! Grazie. Ci vediamo presto, siamo addirittura di arrivo anche noi. Sì, domani sera saremo. Hasta luego. Ecco qui vediamo, iniziano a padroneggiare. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie a voi, grazie. Grazie, a presto. Grazie mille, quindi noi andiamo a chiudere il collegamento in perfetto orario, così come ci eravamo accordati con Don Andrea Forest e tutti i ragazzi appunto che hanno preso parte al viaggio missionario. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, è il primo viaggio di una serie di appunto 5 viaggi che animeranno questa estate. Maria Grazia, quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, il prossimo gruppo che parte per il Perù il 6 di agosto, accompagnati da Don Lorenzo Barbieri della Pastorale Giovanile, che speriamo rientri sano e salvo al Giubileo, perché saranno quei giorni lì, ma andrà tutto bene, e con Laura Campigotto dell'Operazione Mato Grosso andranno da Don Damiano Boffo, che noi abbiamo già ascoltato in alcune testimonianze che ci ha offerto, che è originario della nostra diocesi e che vive a Huacrachucro. Ecco. E, successivamente, proprio il giorno dopo, parte un gruppo che accompagno io in Zambia e andremo a trovare Francesca Villanova, anche lei conosciuta dal nostro territorio perché è legata alla nostra consacrata della nostra famiglia, ed Enrico e Simonetta Carretta che vivono lì da più di 20 anni. Poco dopo, il 9 di agosto, parte invece un campo Caritas in Turchia, accompagnati da Mara Cattai e da Roberto Dalmagro, e anche lì una bella esperienza per conoscere le realtà di Caritas in quelle zone particolari a cui tra l'altro siamo legati per la nostra religione che nasce da quelle zone, diciamo così. L'ultimo campo è il 18 di agosto, il campo in Bosnia, che ormai è sempre un campo Caritas legato alla scuola di pace, che da anni ormai si svolge a Bagna Luca. Sarà ancora Don Andrea, che intanto tornato si riprenderà da questo viaggio, che accompagnerà 5, forse 6 ragazzi, adesso stiamo vedendo, minorenni in questo caso, quindi anche ragazzi molto giovani, a Bagna Luca per questo campo Caritas sul tema della scuola di pace. Dopodiché ci riposiamo, vero Federico, perché ne abbiamo fatti abbastanza. Ecco, allora Maria Grazia, io ti ringrazio ancora una volta e possiamo già dirlo, ove possibile cercheremo di realizzare degli speciali analogamente a questo per cercare di raccontarvi i vari viaggi. Non sempre magari sarà possibile perché insomma ci sono tutte le questioni tecniche dei collegamenti che non sono così automatiche, ma insomma ci proveremo, ce lo diamo Maria Grazia come
appuntamento e ce lo prendiamo come impegno. Giusto il tempo per salutare i nostri telespettatori. Bene, grazie a tutti, grazie a chi ci segue, agli affezionati, a quelli seguiteci. Sapete che questi sono piccoli assaggi di esperienze, ma che questi ragazzi quando rientrano saranno lieti di essere invitati nei vari contesti delle nostre diocesi, parrocchie, ovunque, insomma, per raccontare proprio personalmente le esperienze. Sono esperienze veramente molto belle, dove non solo i ragazzi si spostano verso le missioni, ma è proprio l'intera diocesi attraverso di loro che si sposta in terra di missione, quindi questo ha un valore aggiunto straordinario. Grazie anche a Federico che ci accompagna in queste avventure roccambolesche, come abbiamo detto. Grazie quindi a Maria Grazia Salmaso, direttrice del centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto. Ancora un saluto a Don Andrea Forest, a Angie Diaz e appunto tutti i ragazzi che hanno preso parte a questa nostra diretta che vi ha raccontato il viaggio in Colombia. Io appunto lo ricordo ancora una volta, questi viaggi sono possibili grazie alla collaborazione di Pastorale Giovanile Vittorio Veneto, Caritas Vittorio Veneto e Centro Missionario Diocesano. Tra l'altro vi invito a seguire anche le varie pagine Facebook, i vari social dei vari uffici, perché troverete anche in anteprima molte volte le foto e gli scatti che vi raccontano i viaggi missionari. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.